Onorevole Mara Bizzotto della Lega Nord. Onorevole, lei è un po' il deus ex machina di questa iniziativa, l'ha voluta con grande forza, l'ha proposta alla Confartigianato ed è oggi qui a centinaia di persone ospite al Parlamento europeo con i prodotti tipici della nostra terra. Ci racconti un attimo da dove le è venuta questa idea? In realtà è nata dai vostri iscritti che ha detto ma perché non portiamo le nostre prelibatezze in Parlamento? Sarà un'occasione anche per dire che il prodotto locale, i prodotti tipici devono essere tutelati. Questa iniziativa ha questo senso, sicuramente far conoscere attraverso questi prodotti gustosi la nostra terra, il Veneto, ma anche far riflettere i funzionari, i parlamentari e dire che sì, la cosa che stiamo mangiando è buona, però ha una storia. E se vogliamo che questa storia rimanga e soprattutto se vogliamo continuare a mangiare questi prodotti, l'Europa non può far finta di niente. Deve ovviamente tutelare il made in, deve vietare l'OGM, deve permettere all'artigianato alimentare non solo di andare avanti. Ecco, speriamo che attraverso questi sapori, questo palazzo che come vedete è molto grande, decida di fare qualcosa veramente di concreto per le nostre aziende. Guardi, l'Europa passa a fare delle cose molto buone per l'agroalimentare, i prodotti DOP, gli IGP, cioè la tutela, però dopo ci sono dei provvedimenti che standardizzano tutto e che mettono in crisi soprattutto le lavorazioni tipiche artigianali, ma non solo, del nostro paese. Lei si riconosce in questo, cioè il fatto che il Parlamento europeo ogni tanto legifera un po' in maniera non tenendo conto delle specificità italiane? Certo, a volte legifera troppo senza tener conto delle specificità locali e soprattutto a volte non riesce a far rispettare queste regole perché la contraffazione alimentare non è all'ordine del giorno, quindi ovviamente l'Europa oltre che avere obiettivi sacrosanti e condivisibili, che è quello della tutela dei nostri prodotti, dovrebbe anche permettere di far rispettare queste regole e purtroppo non sempre è così. Insomma. Il nostro cibo, ma i nostri prodotti artigianali in genere, sono purtroppo bersagliati da una concorrenza sleale che rischia di mettere veramente in difficoltà tutto questo mondo. Noi parlamentari europei tutti non possiamo permetterlo e il Confartigianato è qua per svegliare le coscienze di tutti, speriamo che anche questo serva.